questa è la realtà. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale UGL Polizia. Prima di tutto, ho detto bene, visto che lei fa parte delle forze pubbliche, quelle persone sotto il Bronx hanno diritto o no? Sono profughi o clandestini? Beh, fino a che non viene loro dato non hanno neanche documenti. Non hanno neanche i documenti, quindi la parola basta andare sul vocabolario, c'è la distinzione ogni volta, la lotta, perché vogliamo essere gentili, vogliamo essere buoni, però fino a quando, lei l'ha sempre detto, questi sono clandestini. Se noi andiamo in un altro Stato senza i nostri asilo non significa che sia profugo, perché il richiedente asilo è uno che dice io sono questo e è come io dicessi chiedo di essere laureato, prima ti laurei e poi sei dottore. Lei vada in un altro paese, in un altro Stato, vada lì, vada senza documenti e vede che soluzione trovano. Senta, questo è il problema. Senta, mentre se mi dai ancora la domanda, io sono rimasto tra l'altro un po' anche così sorpreso oggi dal prefetto e capo della polizia Gabrielli, che ha detto terrorismo, c'è il rischio attentati in Italia, accettiamolo. Io sono rimasto, ma forse, parole sue, sì. Il rischio attentati c'è e anche l'Italia avrà il suo prezzo da pagare. Questo l'ha detto oggi Gabrielli, il suo capo della polizia. Il capo della polizia. Io credo che questa frase sia un po' avventata, perché accettiamolo, forse intendeva dire potremmo anche noi subire e non siamo esenti o esumi da questo fatto, anche perché, direttore, io l'ho detto l'altra volta, sabato scorso, quando ci sono state le feste in piazza, non servono le barricate. Direttore, stiamo guardando che queste persone entrano nei locali, entrano nei supermercati, entrano nelle chiese, sparano ovunque, quindi le barricate, però da qua a dire siamo esenti, immuni da questi attentati, forse intendeva dire questo, direttore. I servizi segreti, noi non facciamo parte dei servizi segreti, ci hanno sempre detto che l'Italia è un paese in cui queste cose non possono succedere, non succedono per tanti altri motivi. Io dico sempre stare su con le antenne, tant'è che proprio il capo della polizia ci ha detto di viaggiare armati, di ricominciare a riportare le pistole anche fuori servizio, cioè voglio dire tutte circolari di attenzione. Di viaggiare armati? E di viaggiare armati. Grazie Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. 2 triestini padri